Bene raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Montreal, gara iper favorevole ma non è pole, è quarto posto, primo fisico, secondo Alonso, terzo Michael Schumacher, poi Montoya sesto e via via, tutti gli altri con Pippo Massa ottavo. Grandi Renault ma Alonso perde la pole, vediamo, non è prevista pioggia per la gara odierna, godo. Andiamo. Ragazzi sta piovendo però spero sia leggera, nessuno ha le gomme da bagnato, porca miseria, non me l'aspettavo. Vedo anche Schumacher che ha le gomme, tutti hanno le gomme d'asciutto, dai. Go, go, go! Questa è una gara sulla carta iper favorevole per noi. Comunque quanta pioggia quest'anno. Fisichella primo, Alonso secondo, noi terzi. Mamma mia, subito errore. La pista è completamente asciutta, sembra una pioggerina leggera, speriamo. Ma cioè, dalle previsioni non sembrava e invece che mondiale, che mondiale. Attenzione, il Kume prova a prendere la scia. Kimi Kume di Alfonso. Mamma mia, è sorpassone qua. No, non ci credo. Vai, vai, passate però. Brutta penalità. Devo andare addirittura decimo. Vai. We've dropped to 11. Ok, good pace. P12. Bruttissimo errore. Primo vero errore della stagione. Taken P11. Retrocesso di 10 posizioni veneziano. Deve ricostruirsi la gara, non sarà facile. Ho superato la grande Alonso, non ho calcolato che la scia mi ha reso più veloce, ho beccato Fisichella. Se beccavo Alonso dovevo praticamente finire ultimo, visto che è in lotta con me per il mondiale. Secondo me è un po' viscida la pista però, Guarda, guarda. Buttata via la gara, incredibile. We're in 10th position. Bisogna capire se la pista rimane asciutta comunque. Che brutto errore del Kume, mamma mia. Mi dispiace per fisico, mi sono penalizzato il giusto, dai. Cioè, è stato troppo veloce, ho calcolato male il fatto della scia, purtroppo. Ok, good pace. Però è chiaro che se fosse stato Alonso mi dovevo andare ultimo, Qua non è... Attenzione, testa coda. Non l'ho neanche toccato, attenzione, neanche toccato. Possiamo rivedere il replay, ma neanche toccato. Ha sbagliato lui. Andiamo davanti Rosberg, pista scivolosissima secondo me. Ma non ancora da cambio gomme. C'è Rosbiff da superare. Nicolino Rosbiff. Guarda come mi ha chiuso. È dura superare Monreal, brutto, 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 malissimo. Buttiamo via una gara favorevolissima che dovevamo vincere. Prima con una qualifica un po' sottotono. Ok,
Okay, good pace. Montoya primo, incredibile. 8th place. You're in 8th place. Juan Pablotto primo. P7 now. P7. Mamma mia, oh. Qualcuno va ai box, forse per... Comunque attenzione, vedo che il cielo sta diventando sempre più azzurro. P6. Aiuto. P6. Mamma mia che rischio. P6. We have È P6. dura la rimonta. Siamo sesti, 6th place. Purtroppo penalizzazione più che giusta. Il Cume è a caccia di Pippo Massa. E Montoya team duro, Montoya non deve vincere Alonso. La pista non sembra bagnarsi, però forse è leggermente scivolosa. Attenzione che sta arrivando. C'è un bel gruppetto qua da superare. Peccato, una gara così favorevole, buttarla via così sarebbe un delitto, però manca ancora, adesso la metà gara. Se non faccio cavolate posso anche andare in zona podio. Attenzione. Boom. Good job. That was the fastest lap of Fastest the di race. Kimi. You have P5. P5. Rosberg ai box. Bravo, no, Position. You're in fourth no, position. Fucaf. You're down to P6. P6. Ma va, You fall. incredibile, incredibile. We've dropped down into P12. You've fallen Buttata into via la gara. P14. Potevo ancora finire in zona podio, sono un deficiente. Guarda qua, guarda qua. Male. That's moved us up into P13. Questo è un zero che può far molto male per la classifica. Che pippone che sono. P12. We have P12. Podio sicuro, buttato via. Ormai non piove praticamente più. Dai, anche un punticino, tutto fa brodo. You're in P11. You've Gran taken sorpasso P11. qua. Gara troppo scorbutica qui a Montreal. Alonso rischia veramente di scappare via.
You're in ninth position. Sta provando a rimontare un'altra volta. Veneziano. Kimi Kume. Neanche un ritiro a fatalità. Porca miseria. Occhio. Mamma mia. Alonso primo. Ai ai ai. Alo primo. No, 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 no. Purtroppo. Alo è primo. Mamma mia. E che palle però. 8th place. You're in 8th place. Devo perdere il meno possibile. Quanti errori oggi, quanti errori. Two laps left. Next time by will be your final lap. Final lap. Almeno loro due devo superarli, almeno sesto. E che palle però. Non puoi frenarmi in curva così. Per fortuna non ho fatto danni né a loro né a noi. Bravo Kume. Mamma mia, basta. Al massimo sesto posso finire ormai. Attenzione che ci prova Barrichello. Chiaramente vado lungo. Mi serve almeno un ritiro o due davanti, ma ormai la vedo duretta. Qualche giro in più li recuperavo di nuovo. Peccato, potevo vincere sta gara, cosa sto buttando via. This is your final lap. Final lap of the race. Guarda quanto sto rosicchiando. Il Tour del Canada è una gara che amo, ma due errori no, ancora no però. Ancora no però, dai, ma porco Diaz. Ennesimo errore, ma andate a cagare, ma. Neanche sesto riesco a finire. Mi tocca rischiarla. Che rabbia, che rabbia. P7 now, P7. Gara veramente senza un senso, logique. P6, we have P6. You've fallen into P7. Ancora errore, oh, incredibile. 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 Vince Alfonso. Neanche sesto riesco ad arrivare. Cosa fa il Cube? Mamma mia, per pochissimo. Peccato. Male, male, male. Raga, bellissima pole di Michael Schumacher, Alonso secondo, Massa terzo e noi settimi.
Anche qua non benissimo, la macchina sta un po' calando, secondo me anche questa sarebbe una gara favorevole, ma non riesco a trovare il setup, come si suol dire, in un inglese di madrelingua. Ok, vai. Vai. Clutch in and build some revs. Tensione, alle stelle. Più 19 di Alonso su Kimi Kume. Clutch out, we're green. 5 vittorie per Alonso, sembra dominare quest'anno, per il momento. We're down to 9th. Deve provarci il Kume. Attenzione, Alonso ha perso molte posizioni. P6, we have P6. Una posizione guadagnata non moltissimo, ma bravissimo. Questo è un gran sorpasso. You have P5, P5. Sulla carta di Napoli c'è una gara favorevole per noi, però una yellow flag veloce, attenzione, meno male. Non ci riusciamo a rosicchiare qualche punto da Alonso, perché più 19 comincia ad essere pesantine, anche se manca tanto. Attenzione però Villeneuve, abbiamo una velocità, Okay. siamo in difficoltà raga, la cosa è ufficiale. You have P5, P5. No, ancora niente, la perdo sempre ragazzi. You've fallen into La P14. perdo troppo. Che da fare quest'anno? Sta McLaren è veramente scorbuto. Guarda che roba. Perdo troppo. Quattordicesimi raga, in gare favorevoli. Qualcuno addirittura dà del bollito a Veneziano dopo 4 titoli irridati. Mamma mia. Fastest di Michael. Bisogna sperare che vinca la Ferrari. Sarà dura per noi far punti oggi. Quanti errori, mamma mia. Alo è quarto. Ci vogliono 50.000 ritiri per recuperare. Ma non la tengo, appena spingo, ciao. Kimi Kuma in grossa difficoltà. Non riesco a rosicchiare qualcosa, ma male, non c'è neanche passo, sinceramente. Quasi 6 secondi su Coulthard. Recuperiamo tanto qua, però, Okay, good pace. Carry on with the job you're doing.
Che male, che veramente disastro, queste due gare è un disastro. Contavo di guadagnare su Alonso, recuperare molti punti. Stiamo andando sopra i 20 punti, quindi sopra le 2 gare di vantaggio, cioè 2 gare di vantaggio, comincia a essere complicata la situazione. Veramente non mollo. Mamma mia, però proprio non la tengo, fioi. No, sta McLaren non è da titolo secondo me, Mi sembra tutto abbastanza ufficiale. Grande Schumi comunque. Speed iBox. Addirittura perdiamo da Webber. Mamma mia, che scopolone che sto prendendo. Questi anni alla McLaren non stanno andando bene per il momento. Sembra una macchina poco adatta allo stile del Kuma. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Sì, al 99.9 periodico, 0 punti oggi. Stiamo recuperando almeno su Marcolino Webber. Ma 2 gare veramente disastrose. Ci vuole qualche ritiro, Fiore, se no è impossibile. Okay, good pace. Carry on with the Good job you're doing. pace. Va. That's moved us up into P13. Sorry Nico. Attenzione, errore qua di Ralf Schumacher. P12. We have P12. Mi scuso con Rosberg, la frustrazione di una macchina che non sento mia. Comunque Rosberg è ancora là in realtà, quindi non è successo niente di male, mi dispiace Rosbiff. Che amarissima. Guarda, sono proprio delusissimo. Ancora, che roba! It's incredible, Kuma. It's incredible. Ho 2 gare senza ritiri, sembrerebbe. Just 3 laps to go now. 3 laps. Guarda quanti errori, mamma mia. Button aveva sbagliato, È talmente lontano che non riesco neanche a prenderlo.
Dai, ritiro di Alonso, ti prego. Ritirati, Alo. L'unico ritiro, Alo. Da mirare, ci stiamo provando quantomeno. Mamma mia. Ogni curva può essere errore, eh. Two laps left. Alonso Next time by terzo, will be your ai ai final ai. lap. Massa ha perso 2 posizioni addirittura, ai ai ai. Addirittura Alonso Fiori, se non fa cappelle mastodontiche, se lo porta a casa il suo primo mondiale, eh? Yellow flag. Massa. Ritiro di Massa in realtà. You've taken Che P11. sfiga per Pippo. Che sfiga per Pippo. Sfiga atroce per Pippo. Noi comunque non andiamo a punti. Inizia l'ultimo giro anche per noi. Si ritira Pippo. This is your final lap. Alonso Final lap of terzo, the race. perde la posizione. Dai che Alonso ha problemi. Dai il ritiro di Alonso. Sarebbe bello il ritiro di Alonso. Almeno rimaniamo a meno 19. Adesso sto cominciando ad avere ritmo incredibile. Vai. Vince Michael, bellissimo quando vince Schumi. Yellow flag. We're in 10th position. Battono anche Cappellà decimi. Ci ho provato, raga. Male, male, male. Dai. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Prendiamo la classifica, ragazzi. Schumi addirittura arriva secondo. Kimi Kuma 50, siamo a meno 25. Meno 25 comincia a essere veramente dura. Mancano tante gare, siamo stati anche in difficoltà. L'ultimo mondiale vinto con Montoya ero a meno 20 a 3 gare. Però vedo una Renault veramente forte. Punti per Albers, incredibile, punti per la Midland. Che fa 2 punticini. Ecco, il modello costruttore è bello, 98 Renault, 87 McLaren, 86 Ferrari, poi il voto. Sarà duro ragazzi su 2006. Raga, un saluto da Ocumendon. Ve ne siamo. Ciao!